Vi informiamo che la pagina Instagram di Fondazione Giulia Cecchettin è stata compromessa da un attacco informatico. Non rispondete a messaggi sospetti provenienti da questo account o a eventuali richieste di denaro. Siamo già in contatto con le autorità competenti e stiamo lavorando con Meta per recuperare la piena proprietà dell'account. Grazie a tutti per la comprensione e per il sostegno continuo alla Fondazione. È un messaggio identico a quello che nel primo pomeriggio hanno pubblicato nelle storie di Instagram dei loro profili Gino Cecchettin e la figlia Elena, account violato per la pagina aperta dalla fondazione nata a novembre scorso, a un anno esatto dal terribile omicidio di Giulia per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Un'opera che Gino e i figli hanno fortemente voluto per ricordare Giulia e continuare nel loro instancabile lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il profilo è stato hackerato da pirati informatici che chiedono di essere contattati, una tipologia di reato in crescita che ha toccato la pagina Instagram della fondazione che conta oltre 100.000 follower e racconta di giorno in giorno le numerose iniziative che continuano a fiorire nel nome di Giulia Cecchettin. Gino ed Elena Cecchettin nel frattempo sono al lavoro per tornare nella piena proprietà dell'account.